Bentornati, oggi a TGCOM24 vogliamo parlare di robotica e di intelligenza artificiale, sono ovviamente tantissime le implicazioni, lo vogliamo fare con il professore Bruno Siciliano dell'Università Federico II di Napoli. Benvenuto professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e bentrovati gli ascoltatori di TGCOM24. Allora professore, innanzitutto le voglio chiedere una cosa, quando parliamo di robotica, diciamo, è implicito intendere anche intelligenza artificiale oppure le due cose diciamo sono separate, c'è una differenza? Diciamo che ci sono molti punti in comune, perché la robotica viene definita come la connessione intelligente tra percezione e azione. Per cui è chiaro che nel momento in cui parliamo di intelligenza artificiale l'intelligenza è tautologico, nel senso che è insito nell'intelligenza artificiale, però anche la parte percettiva è parte integrante dell'intelligenza artificiale, perché noi ormai dialoghiamo con i computer, parliamo con Gemini, con ChatGPT, con Siri, con Alexa, e quindi utilizziamo dei dati, e questi dati sono tipicamente dei testi che possiamo dare in ingresso a ChatGPT, oppure possono essere delle immagini, dei video. Però è chiaro che nel momento in cui penso all'azione fisica, cioè alla dimensione fisica dell'intelligenza artificiale, allora entro in un contesto di movimento, e le macchine intelligenti che si muovono sono i nostri robot. Ne le stiamo vedendo. Esatto, quindi i robot, potremmo dire, è un'intelligenza artificiale di tipo fisico, nel senso che c'è la dimensione fisica. D'altro canto, un neonato nei primi mesi di vita che cosa fa? Tocca tutti gli oggetti e li porta verso la bocca. Certo. E i genitori ovviamente si preoccupano, no? Perché insomma, se è un oggetto piccolo potrebbe inghiottirlo e disgraziatamente soffocarsi. Ora, questo gesto di portare gli oggetti alla bocca, chiaro che il neonato lo porta verso il proprio centro, verso il proprio cuore, verso la propria anima, quindi sta cercando di acquisire delle informazioni sul mondo che lo circonda. E allora la dimensione tattile, il contatto, è quello che attualmente rappresenta la frontiera della tecnologia, della ricerca, nello sviluppare un'intelligenza artificiale che non sia solo in grado di dialogare e di scambiare dei dati digitali, potremmo dire, ma di aggiungere la dimensione fisica. Quindi la grossa Quindi vuol sfida dire della che robotica... state cercando, diciamo, di adattare un corpo all'intelligenza artificiale? Di dare un corpo all'intelligenza artificiale. Non a caso una delle tematiche di ricerca più attuali è quella dell'embodiment, cioè dare una dimensione corporale all'intelligenza artificiale. Sicuramente gli ascoltatori conoscono il concetto del gemello digitale, del digital twin, oppure il concetto dell'internet delle cose, Internet of Things. Qual è la nuova frontiera? È quello di sviluppare quello che gli americani hanno chiamato un phygital twin, cioè un gemello digitale che sia in grado anche di supportare la dimensione fisica. Ecco, l'umanoide che vediamo correre ora lungo la pista di atletica deve essere in grado non solo di riconoscere la corsia, quindi di avere un'intelligenza artificiale, ma anche di coordinare la deambulazione e il movimento in modo da non cadere, da restare stabile. E diciamo, non a caso si parla della transizione dall'internet delle cose all'internet delle abilità, cioè la cosiddetta Internet of Skills. E la skill è la skill di Monica, è la skill di Bruno, ogni skill è una caratteristica individuale. Quindi qual è la sfida? È quello di sviluppare una tecnologia che sia fruibile a tutti quanti, ma che poi vada a premiare l'abilità della singola persona che la usa, che è sempre chiamato poi a decidere perché, come e quando utilizzare questa tecnologia. Insomma, professore, vuol dire che sarà normale lavorare con al proprio fianco un umanoide, un robot. Quando ci arriveremo? Siamo appena entrati nel 2026 e le voglio chiedere anche quale sarà la frontiera del 2026 a questo punto.
Allora, diciamo che per quanto riguarda le tecnologie, insomma, un conto c'è tutta la parte sperimentale, no? Ora c'è una fioritura di aziende fondamentalmente negli Stati Uniti e in Cina. In Europa siamo un pochettino più lenti a introdurre questa tecnologia, diciamo, tengo a dire. Cioè, l'umanoide è in qualche modo un sistema molto complesso da utilizzare, perché? Perché rispetto a un robot su ruote, oppure un robot su cingoli, chiaramente c'è un problema di stabilità, quindi prima di poter utilizzare un umanoide devo pensare di come diciamo, che questo debba essere utilizzato in maniera sicura. Cioè, se io ho un terreno, diciamo, uno scenario piatto, come potrebbe essere lo shop floor di un'industria, oppure anche una casa, un qualunque ambiente domestico, probabilmente non c'è necessità di utilizzare un robot su gambe. Perché? Perché utilizzando un robot su ruote posso tranquillamente muovermi in questo ambiente e intrinsecamente senza problemi di stabilità. Professore, la interrompo perché diceva che come Europa siamo abbastanza indietro rispetto a Cina, sì. L'Italia a che punto è con questo tipo di sperimentazione? Allora, l'Italia da un punto di vista della ricerca e del trasferimento tecnologico non è seconda a Stati Uniti e Cina. L'Italia, diciamo, e quindi anche come l'Italia se la gioca con Francia e Germania per quanto riguarda la frontiera della tecnologia. Però che cosa sta avvenendo? Io in una delle mie conferenze divulgative ho parlato di una sorta di effetto sandwich. Cosa voglio dire? Da un lato c'è la mentalità intrinsecamente spregiudicata nell'investire, che è tipico della realtà imprenditoriale americana, nel senso di sviluppare ricerca e tecnologia high risk, high gain, cioè di alto rischio però di alto guadagno, e quindi grossi investimenti finanziari. Cosa sta avvenendo invece in Cina? In Cina sta avvenendo una grossa azione governativa che sta finanziando le aziende, i centri di ricerca, le start-up e i laboratori universitari per acquisire know-how. Io ormai sono 5-6 anni che nel mio gruppo, nel Prisma Lab, al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia di Informazione della Federico II, ospito ricercatori, professori, postdoc cinesi che sono interamente spesati, pagati dal governo cinese. Purtroppo in Europa non abbiamo quella stessa spregiudicatezza della realtà imprenditoriale americana, né c'è un'azione strategica, un'azione politica di fare grossi investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale fisica, quindi delle macchine intelligenti e della robotica. Non è un caso che diverse start-up italiane e europee vengono acquisite, vengono finanziate e rilevate da gruppi che sono o americani o cinesi. Io invece le voglio far vedere un esperimento che è stato fatto a Mosca, in Russia. La porto su una pagina del nostro sito tgcom24.it. Vedete, sono stati testati i primi piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana. Sono stati praticamente trasformati questi piccioni in biodroni attraverso interfacce cerebrali impiantate e dispositivi elettronici montati su supporti speciali. Insomma, questa è una delle tante applicazioni, voglio dire, dell'intelligenza artificiale. È un esperimento importante che impiega appunto elettrodi impiantati nel cervello degli uccelli e appunto, a proposito di spregiudicatezza, professore, qui a che punto siamo con livelli di spregiudicatezza? Ma infatti ha toccato un punto rilevante. Io sono un ingegnere, sono un tecnologo e ormai sono 40 anni che mi interesso di robotica e sono convinto che ogni ulteriore progresso e avanzamento non dipenderà dal mondo della tecnologia, non dipenderà solo dal mondo della tecnologia, dagli ingegneri e dall'avanzamento tecnologico. Non a caso una delle tematiche di ricerca più attive è quella che va sotto l'acronimo inglese ELSE. ELSE sta per ethical, quindi etiche, legal, potremmo dire giuridiche in italiano, societal oppure sociologiche e economical issue, di sviluppare questa tecnologia. È chiaro che come dire, gli aspetti etici da un punto di vista proprio deontologico riguardano tutto ciò che è la tecnologia avanzata. Nel momento in cui voglio impiantare un chip in un piccione,
è chiaro che a questo punto uno, insomma, la Lega per la protezione animali dice chiaramente stai violando un qualche cosa. Però ecco, insomma, qua dipende, nel senso che le cavie e gli animali hanno portato anche a degli avanzamenti, no, nella sperimentazione in medicina. Quindi io non vedo una grossa differenza. Alla fine, da un punto di vista proprio etico, deontologico, è sempre l'uomo che è chiamato a decidere come e perché utilizzare un certo tipo di tecnologia. Io sono convinto che grazie a questo grosso fermento tecnologico e questa grossa accelerazione, questo gradiente tecnologico che noi stiamo vivendo, abbiamo una grossa opportunità a disposizione. Io ovviamente sono un tecnofilo per natura, non potrei essere differente occupandomi di ricerca nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale, ma io sono oltremodo convinto che noi grazie alla tecnologia vivremo meglio, vivremo più a lungo. Chiaro. E avremo una grossa chance che è quella di quello che io ho definito, io spesso ho parlato di umanesimo tecnologico. Che cos'è? Affidiamo alle macchine quella parte ripetitiva delle nostre attività. Le nostre giornate sono sono ricche di momenti ripetitivi, cioè di compiti che noi comunque siamo chiamati a fare. Pensiamo per esempio al sistema, diciamo, di ausilio alla guida. Se io mi distraggo oppure ho un colpo di sonno, ci sono degli ausili, oppure che magari non vedo una persona e vado a sbattere. Chiaro professore, tutto ciò che è ripetitivo, insomma, che è affidabile alla macchina. E io la ringrazio per essere stato con noi oggi, grazie davvero professore Bruno Siciliano. Adesso il nostro tempo a disposizione è finito qui, ma l'informazione continua come sempre su TGCOM24, restate con noi. Allora nonna, questa qua